ho una nuova idea, una nuova voglia di andare a esportare il rugby, il nostro sport, nel continente africano. Un'idea che ha portato Matteo Crespan, 24 anni di Treviso, a volare per un anno in Mozambico per insegnare il rugby ai ragazzi di Maputo. Originario di Santa Bona, un passato nella Tarvisium, Matteo da quando ha 18 anni allena i bambini. 4 anni fa la decisione di trasferirsi in Francia, a Tolosa, per continuare il suo lavoro di allenatore, ma il giovane vuole provare una nuova esperienza e così, dopo aver parlato con alcuni amici, capisce che la sua meta è proprio il Mozambico. Mi sono reso conto che nel continente africano si poteva ancora fare molto e da qui, questa mia decisione di venire ad aiutare i ragazzi qui in Mozambico a divertirsi e a vivere il nostro sport. L'idea è davvero di accompagnare i ragazzi nello sport, ma anche nella scuola, quindi, appunto lavorare in binomio con la scuola per incentivare il percorso scolastico oltre a quello sportivo. Sì, sono comunque ragazzi che vivono la giornata. Superate le prime difficoltà legate al gran caldo e alla lingua, Matteo si è ben presto inserito tra i ragazzi di Maputo. Sono ragazzi molto semplici che giocano in un campo che è un quadrato di sabbia, giocano scalzi con dei vestiti insomma non tecnici, con dei palloni non della migliore delle qualità, ma si divertono tantissimo. Lo sport va oltre ogni barriera e frontiera, ci racconta Matteo, che finita l'esperienza in Mozambico vorrebbe continuare a viaggiare tra America Latina, Sud-Est asiatico per proseguire il suo impegno con i ragazzi che vivono situazioni difficili. Convincere davvero che lo sport è una strada per il divertimento, per l'emancipazione.